Oggi viene celebrato dalla Chiesa San Claudio. Il nome Claudio ha origine sabina e significa zoppo. Il 7 luglio si celebra la giornata mondiale del cioccolato e sono diversi i benefici per la salute legati al suo consumo, nello specifico nella forma fondente che contiene in proporzione molti meno zuccheri. Si tratta di una ricorrenza istituita nel 2009 per celebrare, assaggiare e riflettere sui diversi usi e benefici del famoso nettare degli dei o oro nero, che porta con sé diversi benefici per la salute. È un cibo amato in ogni parte del mondo, legato all'uomo da una storia d'amore che dura ormai da oltre 5.000 anni. Cari bambini che ci state seguendo da casa, ricordatevi di non dire bugie, altrimenti rischiate che vi si allunghi il naso. A proposito, sapete chi è l'autore di Pinocchio? Si tratta di un certo Carlo Lorenzini, che in un periodo di difficoltà economica decise di inventare delle storie sui bambini che non volevano andare a scuola, nel tentativo di guadagnare qualche soldo. E così nacquero le avventure di Pinocchio. Finalmente il 7 luglio del 1881 queste storie furono pubblicate per la prima volta nella versione definitiva. L'autore divenne poi famoso col nome d'arte di Collodi. Ed anche oggi ecco a voi una chicca sul mondo del cinema. Marlon Brando era un attore immenso, ma detestava imparare a memoria le battute. Sul set de Il Padrino, il regista Francis Ford Coppola scoprì che Brando nascondeva fogli con il copione letteralmente ovunque, nei cassetti, dentro le tazzine, perfino li incollava sul petto degli altri attori. Diceva che lo aiutava a sembrare più naturale, ma per la troupe fu un incubo. Buon inizio settimana ai 12. Oggi una baldanzosa luna in Sagittario passa nel segno di fuoco smettendo di avercela con Venere, ma non senza aver detto ciò che pensa della voglia di libertà e d'amare più espansiva di cui hanno bisogno i 12 segni zodiacali. Vediamo cosa accade. Ariete. Per voi la luna dalla sua distanza e Venere dall'altra tendono veramente a farvi sviluppare una capacità decisionale molto maggiore. Dovete comunque rincorrere un po' meglio l'oggetto del vostro desiderio con tutta la convinzione che sapete. Oggi un'ottima giornata di incontri e d'accordi. Toro, la vostra giornata oggi segna come protagonista sia la Luna che Venere, le signore dello zodiaco, entrambe che hanno molto a che fare col vostro segno zodiacale. Ebbene, per voi si prepara una nuova dimensione affettiva e una serenità riconquistata molto maggiore, un'emancipazione anche della vostra figura interiore. Lo straordinario decisionismo di Urano ancora è dalla vostra parte, usatelo bene. Gemelli, Venere nei vostri gradi sta furoreggiando proprio perché avvallata dal desiderio opposto della Luna di muovere qualcosa, finalmente vi metterà nelle condizioni di poter esplicare realmente con il partner le esigenze di cui avete bisogno. Cancro, la Luna, il vostro timone, è dal fuoco del Sagittario istintivo, tende ad essere decisamente molto sagittariana. Del resto Giove, il pianeta del Sagittario, è nel vostro segno zodiacale, per cui articolerete tutta una serie di progetti e desideri che dovranno essere condivisi con il partner e che avranno comunque un largo respiro ambizioso. Dovete tenere anche in considerazione l'ipotesi di uno spostamento logistico, di un trasferimento. Leone, Mercurio e Venere, seppure compatibili, ancora non si parlano direttamente sicuramente, però i pianeti vogliono dirvi che ora siete pronti a dialogare in una maniera più disarmata e meno aggressiva. Probabilmente avete bisogno di ascolto e anche della compartecipazione
partecipazione del partner, che forse nel vostro caso per adesso parla poco. Vergine, Marte è ancora nei vostri gradi zodiacali, un Marte che tenta disperatamente di comunicare con tutto il resto dello zodiaco, ci riesce oggi con il Sole, quindi ancora energia, un'energia che potete canalizzare e direzionare bene verso gli obiettivi. Ma Marte in questo caso è soprattutto sport e passione, quindi cari Vergine, visto che vi siete un po' trascurate, iniziate la settimana facendo un bel programma di fitness. Bilancia, per voi la giornata vede una luna amica, una luna comunicativa che vi porta anche a voi a essere un po' più onesti con voi stessi, a dirvi prima di dire al partner quali sono le cose che non vi piacciono. Forse oggi non indorerete nessuna pillola e sarete un po' più realisti, il che durerà per tutta la settimana. Scorpione, per voi la luna è una luna decisamente chiarificatrice in termini pratici, oggettivi, peraltro avrà il potere, in combutta con Venere, di farvi vedere le cose come stanno in amore è proprio il caso di dire che stavolta il re è nudo. Sagittario, protagonista della giornata con questa splendida luna che si connette a Venere e il suo Giove in esaltazione. Questa luna oggi vi farà abbracciare i vostri affetti principali e farvi rendere conto di cosa avete bisogno a livello progettuale e familiare. A molti di voi proveranno il desiderio di mettere su famiglia. Capricorno, per voi la giornata è una giornata un po' pensierosa, soprattutto in amore c'è qualche dubbio, proprio perché la luna si muove nella vostra 12ª casa ideale e Venere è in opposizione alla luna, per cui oggi qualche dubbio sarà fugato forse dalla parola chiarificatrice amica e di un'analisi fatta da una persona che vi vuole bene. Acquario, a proposito di rassicurazioni affettive, decisamente non ne avete bisogno con un cielo così splendido, Luna, Venere, Urano, Nettuno e Saturno, tutti dalla vostra parte. Potete di tutto ancora oggi, per cui scatenatevi nelle gioie dell'amore e stupite tutti con i vostri progetti ambiziosi e molto articolati. Pesci, la Luna oggi entra in quadratura, per cui molti di voi dovranno un po' rivedere alcune cose di se stessi, magari fare un esame di tutta una serie di operati e capire se c'è una vostra responsabilità in qualcosa che è andata un po' male al lavoro. È stato l'artista più premiato della storia, ma anche uno dei più controversi, sia per le trasformazioni del suo volto, sia per le accuse di molestie sessuali nei confronti di minorenni. Lui però per molti rappresenta la musica nel suo più vero spirito, ha fatto ballare generazioni intere e ha ispirato numerosi cantanti. Michael Jackson è morto improvvisamente a 50 anni per un'intossicazione acuta da anestetico. Il suo funerale il 7 luglio del 2009 a Los Angeles è stato seguito da circa 3 miliardi di persone in tutto il mondo, record di sempre per una trasmissione televisiva. Ricordate quando il celebre allenatore di calcio Giovanni Trapattoni, durante una conferenza stampa al Bayern Monaco, pronunciò una frase memorabile in una lingua che mescolava italiano e tedesco? Sto parlando di "Don't count your chickens before they hatch", che in italiano suona come "non contare i tuoi polli prima che si schiudano". Tuttavia nella nostra lingua abbiamo un detto popolare ancora più famoso: "non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Questo modo di dire ci ricorda di non essere mai troppo sicuri di aver raggiunto qualcosa prima che sia effettivamente successo. C'è chi sostiene che i quadri di Segal, meglio conosciuto come Marc Chagall, abbiano il potere di far sognare e allo stesso tempo delirare. La sua vita si è svolta in un'epoca segnata da 2 guerre mondiali e dalla rivoluzione bolscevica, nella quale egli stesso ha preso parte. La sua arte è assolutamente unica e si avvicina allo stile simbolista. Un suo amico, Apollinaire, ha definito sovrannaturale una delle sue mostre a Berlino. Durante il suo esilio negli Stati Uniti, stranamente Chagall ha scelto di non richiedere la cittadinanza americana e ha persino rifiutato di imparare l'inglese. Ci salutiamo con la frase del giorno. Woody Allen mi piace perché è più brutto di me. Che romanticismo, eh? Comunque noi ci vediamo domani per un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.